Eder. Mech. Pallister. Sergio, una persona buona di cuore, sta provando ad aiutare Sebastiano dicendo che Liliana, forse nel 2019, forse nel 2020, perché comunque lui poi c'è della pizzeria, è andata lì a chiedere 2 sacchi neri. Lui va da Sebastiano e Sebastiano, con una reattività degna del miglior Walter Zenga, inizia subito a registrare. Hai sentito questi audio? Ma io li ho sentiti proprio perché anche le trasmissioni locali qua li hanno fatto sentire e mi sembra veramente strano, non lo so. Voglio dire che è curioso, no? Dall'inizio cosa succedeva? Che era tutto, praticamente era un suicidio. Era stato chiesta l'archiviazione per suicidio. Io dopo ho fatto appunto il ricorso, ci hanno dato ragione, mi ha dato ragione, cioè un giudice ha riaperto tutto per omicidio chiedendo 25 punti appunto in più che dovevano essere spiegati bene. Sono passati altri 2 anni, non mi ricordo bene adesso il tempo proprio giusto, finché dopo appunto ha cambiato anche la procura e non è stato fatto ancora niente. Da quando è arrivata questa nuova procura ha continuato avanti appunto le indagini, in marzo di quest'anno il mio ex cognato è stato indagato per omicidio con l'aggravante di aver appunto con l'aggravante appunto di aver fatto di un familiare. Da quel momento là, dopo sono hanno cominciato tutte queste curiosità, perché ogni volta che si andava avanti con un pezzetto di indagine, allora arrivava prima la signora della Wind che dice una cosa, no, e un'altra. Poi è arrivata la youtuber che il mio ex cognato gli aveva dato il telefonino e un anno dopo lei glielo dà in questura, un anno dopo, affinché appunto loro possano fare una perizia informatica. Poi è arrivato anche un altro tipo, quello che ha detto che ha causato lui la frattura della vertebra T2 a mia sorella, che tra l'altro, voglio proprio sottolineare, non c'è nessuna relazione medica di quello che ha fatto quel giorno che attesti quello che lui dice. Non c'è. E lui è stato indagato. No, allora, le dichiarazioni di questa persona arrivano dopo che è stata diffusa la notizia che il ricorso in Cassazione con il quale insomma si chiedeva, no, l'incidente per la superperizia, chiamiamola così, era stato dichiarato inammissibile. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che stiamo già dedicando troppo tempo a queste dichiarazioni, secondo me, perché ad oggi penso che probabilmente, io anzi mi auguro che ci sia la possibilità poi di fare un approfondimento processuale con Sebastiano Visintin ad oggi unico indagato, abbiamo un punto fermo, perché se l'incidente probatorio non è stato accolto, se questa superperizia non è stata accolta, significa che la ricostruzione fatta dalla professoressa Cattaneo è quella corretta, perché c'erano 2 consulenze, una del primo consulente della procura, Costantidines, e poi quella successiva. Quindi dal punto di vista della medicina legale dobbiamo parlare di omicidio, anzi io aggiungerei di femminicidio, perché questo dobbiamo parlare di questo ad oggi, visto che se ne è parlato ieri per la giornata. Io parlo di quello che abbiamo ad oggi, questo è quello che è l'ipotesi accreditata che la procura sta portando avanti. Poi queste figure che arrivano così dal niente, secondo me dobbiamo ignorarle. Indaghiamo però al di fuori di quello che sta succedendo per il caso, perché qui c'è da rispettare una famiglia e una vittima. Non si può giocare con delle dichiarazioni che arrivano così. Io vi posso dire, perché si è fatto riferimento anche alla figura di Jasmina, albergatrice, la quale dà una ricostruzione diversa della coppia, che, insomma, del loro rapporto. Noi abbiamo lavorato in un determinato modo, abbiamo acquisito queste indagini ad indagini difensive e le dichiarazioni della signora. La sera abbiamo concluso queste indagini, l'indomani le abbiamo mandate in procura, ascoltatela, sentitela voi, e comunque insieme a queste
dichiarazioni, vi erano allegati dei messaggi, vi erano allegate delle fotografie, c'erano degli elementi che facevano ritenere Jasmina attendibile rispetto alle dichiarazioni che ha reso. Invece spuntano come i funghi. Probabilmente Sergio e Cozza hanno visto il mio video, perché Cozza usa lo stesso termine che ho usato io, spuntano come funghi, e Sergio fa riferimento alla youtuber, a Molinari, a Miss Wind e poi a Bonocore. Allora, sì, io concordo con quello che è stato detto fino adesso. Di Jasmina posso dire solamente che quando mi ha contattato io dopo l'ho creduto, anche perché a suo tempo Liliana mi raccontava che andavano appunto in questo bed and breakfast e c'era questa signora simpaticissima con la figlia, con i bambini che erano amici anche di mia sorella. Ho parlato con Jasmine prima delle TV. Jasmine mi disse che quando contattò Sergio le disse: perché vieni fuori adesso, vai a parlare con gli inquirenti e non con me, dimostrando una grande trasparenza. A parte questo, la signora appunto Jasmine è stata sentita dopo, da quando lei ha fatto la prima volta la dichiarazione, la prima procura non l'ha mai ascoltata, mai, e mi sembra strano anche questo. Perché? Perché loro dicevano che si è suicidata e invece dopo appunto è stata sentita adesso da questa nuova procura e io ribadisco che è una donna veramente coraggiosa, perché ha detto delle cose e mi ha detto anche a me, aveva paura per i familiari, per lei stessa, che tuttora è stata minacciata anche più volte da telefonate e anche aveva l'ex mio cognato l'aveva chiamata appunto che aveva la macchina rotta e lei per fortuna non è andata, ha mandato un amico e invece il mio ex cognato è partito. È tutto agli atti questo in ogni caso. Io credo a questa signora e mi dispiace che sia stata messa la stessa paragonata a questi altri testimoni che tipo questo dei Sacchi e Sector Jack dal giornale locale. È veramente vergognoso, ecco, questo qua volevo sottolineare. E in ogni caso anche questa testimonianza di questo pizzaiolo esce quando la Cassazione rimanda appunto, dice che non si fa un'altra perizia. Allora io mi chiedo, ma questo mio ex cognato che vuole tanto giustizia, sapere perché non collabora e non va a dire cosa è successo direttamente, invece di portare delle persone che non servono a niente, questo cabaret? Posso dirvi, allora, al di là che Sebastiano è indagato, quindi assolutamente è un'ipotesi e quant'altro, però l'importanza di Jasmina, perlomeno dal nostro punto di vista, è che ricostruisce, dà un'informazione importante, è che a fine estate, autunno i rapporti cambiano, perché prima parla di una coppia completamente diversa, una coppia serena, e questo poi, visto quello che succederà a dicembre, per noi è un messaggio, è un'informazione importantissima nella ricostruzione dei fatti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.